Abita qui a Villanova di Castenaso l'avrà vista crescere in questi mesi, perché è un progetto proprio che è nato già da dicembre e che noi abbiamo realizzato cercando di, con le stesse tecniche con cui gli antichi villanoviani l'avevano realizzata, di rifarla. In questo modo abbiamo leggermente, ci siamo abbassati rispetto al piano di circa 30-40 cm, abbiamo realizzato sull'argilla tutta in materiale deperibile, cioè che non si conserva, legno, paglia, canne intrecciate e argilla. Naturalmente la struttura portante la vedete, è fatta di bei pali di legno, anche larghi 7-8 cm. Uscire il fumo e entrare l'aria per ossigenare il focolare. Il tetto era fatto di paglia, cioè di canne intrecciate più che altro, canne che... Performance come immaginerete anche chi non è pratico di strumenti a fiato come me, che non ne so nulla, tenete conto di quanto possa essere difficile ricavare tutta questa varietà musicale dallo strumento, quelle che vengono prese sulle pareti delle tonne di argilla. Come facciamo per trasformarlo in un oggetto in bronzo? Innanzitutto si lascia essiccare l'argilla, poi l'argilla viene scaldata, cotta, in modo che la cera fonda ed esca da un lato di questo stampo. Quindi rimane un oggetto in argilla con un blocco d'argilla completo, ma cavo all'interno con una cavità che riproduce esattamente quella dell'oggetto che noi vogliamo ottenere alla fine. Una volta che il nostro stampo di argilla è perfettamente essiccato, cotto, e ha origini diciamo già ci siamo? Perché c'è il bronzo fuso, guarda ma vedi questo? Perché scende giù? Ecco, io faccio un pochino, come si può dire? È calda come quella della pasta, secondo me. Adesso spacchiamo prima le battere. Questo secondo me è molto più grande. Sì. Guarda quella ruota qua è andata giù bene. Ecco, vedete, il primo stampo che è stato riempito ci permettiamo di fare dei pronostici, per la seconda abbiamo ottime possibilità perché vi spiegava già che non ha dato segni strani, la terza probabilmente c'è rimasto poco bronzo, non vediamo da quella più scarsa. Qui un canale di risalita. Però un po' di paperelle qua ci sono. Ci stanno. Non sono venuti i canali perché c'era poco metallo. Ecco perché l'aria può uscire in maniera improvvisa, dando delle bolle d'aria appunto e sputare fuori il bronzo, e per questo ci sono i canali di risalita, cioè creano uno spazio per far sì che l'aria possa essere spinta fuori dallo spazio che deve riempire il bronzo, e se eventualmente non si dovesse riempire tutta la cavità all'interno dello stampo, dovrebbe al limite non riempirsi questo canale di risalita, che comunque è inutile, cioè non è una parte dell'oggetto che vogliamo ottenere, ma è qualcosa che verrà poi comunque eliminato. Naturalmente la fusione è un passaggio, ma è niente, confronto al processo di rifinitura che viene dopo. Io posso fondere una lama, ma se non viene affilata, raffinata, immanicata, non mi serve a niente. Quindi fondere, confronto a quello che viene dopo, non è niente. Di lucidatura, levigatura, qui vedete una paperella, ce n'è un'altra inserita, adesso vi si vedrà. Dai, tirale fuori, faccele vedere. Guarda che bene,